Siamo sulla pista di Balocco, vicino a Novara, che è il circuito di prova delle auto del gruppo Stellantis. Su questa pista sono nate tutte le più belle e leggendarie Alfa Romeo della storia. Dalla Giulia GTA del 1965, che ha vinto tanti titoli nelle corse turismo, all'ultima nata, la Giulia GTAM, con un assetto grintossissimo, la più potente delle Alfa stradali. E abbiamo le persone che hanno contribuito al loro sviluppo. Sulla Giulia GTA del 65, Andrea De Adamic, grande pilota che ha vinto tantissimi titoli europei con queste macchine prima di passare in Formula 1. E sulla GTAM l'ingegner Domenico Bagnasco, responsabile dei veicoli sportivi e alte prestazioni di Alfa Romeo. Andrea, tu hai corso in Formula 1, hai corso con i prototipi nelle gare più belle e prestigiose, però la GTA è la tua passione dell'inizio di carriera. Beh, ha rappresentato il primo gradino con l'immagine Alfa Romeo, è stata la Giulia T quadrifoglio, berlina, però molto alta, baricentro alto, e logicamente le Lotus Cortina erano un po' difficili da battere nei percorsi misti. Poi per fortuna l'Autodelta Chiti ha tirato fuori la GTA, la 1600, formidabile, dove fortunatamente, ma anche un po' per merito mio, ho dominato in tutte le piste europee, anche in America quando c'era la 3 ore prima della 12 ore di Sebring. Ecco, ma come faceva questa GTA che aveva un motore 1600, questa è in versione stradale, 130 cavalli, ma le modelli a corsa arrivavano 160. fino a 160, 165. È incredibile, ma come vero. facevano a battersi contro macchine più potenti e a vincere? Beh, sai, non è che anche le macchine più potenti, non è che avevano 300 cavalli, però il Porsche 911 era molto competitivo, ma questa aveva una guidabilità anche per merito dell'Autodelta, che ha creato lo slittone posteriore che quando entravi in curva caricava il dietro, quindi non perdevi trazione, scaricava un po' il davanti ma la ruota interna. Ma quindi, lo slittone cos'era? Una slitta, proprio come dice il nome? Beh, si chiama slittone, ma in realtà era un marchingegno meccanico che distribuiva il baricentro verso il posteriore quando entravi in curva, quindi quando la macchina si caricava lateralmente verso l'esterno, ma manteneva le due ruote dietro attaccate a terra e quindi autobloccante o no la trazione era garantita al 100%. Qual era la dote che ti piaceva di più di questa GTA in versione corsa? La guidabilità, e poi ero felice quando pioveva, perché quando pioveva la macchina era, se era imbattibile sull'asciutto, col bagnato diventava, oltre l'imbattibile non so cosa ci sia, però era inafferrabile, sì, è vero. Risalirci sopra a quasi 60 anni di distanza, che sensazioni ti dà? Ma purtroppo quando guidi oggi le macchine moderne poi hai l'opportunità di fare un confronto, tra virgolette, con una macchina d'epoca che era formidabile negli anni 60, ma provandola oggi ti rendi conto che sotto sotto una Panda ha maggior tenuta di strada delle macchine di allora. E ora scopriamo invece la GTAM attuale. L'ingegner Domenico Bagnasco è la persona che ha sviluppato e messo a punto la performance di quest'Alfa GTAM, che deriva dalla Giulia quadrifoglio. Ma cosa è cambiato? Che deriva dalla Giulia quadrifoglio e, come Andrea De Adamic ha ricordato, deriva in un certo senso dalla GTA del 65. Cosa caratterizzava la macchina? Il piacere di guida. Cosa abbiamo voluto fare oggi, partendo dalla quadrifoglio, che è già una macchina eccezionale, quindi la sfida era aumentare le performance di una macchina già eccezionale, mantenendo il piacere di guida puro della GTA. Quindi, sempre dal motore, 540 cavalli, 600 Nm, tutta questa potenza deve essere messa a terra. Abbiamo aumentato le careggiate rispetto al quadrifoglio, siamo passati a dei cerchi da venti, con delle gomme Michelin Sport Cup 2 decisamente performanti, e ovviamente siamo andati dietro con la sospensione.
quindi abbiamo un nuovo tuning degli ammortizzatori elettronici, abbiamo la macchina per mettere a terra la potenza anche in curva, equipaggiata come già la quadrifoglio col differenziale elettronico torque vectoring, che in questo caso è stato adattato alla maggior potenza e alle diverse dimensioni dei pneumatici. Però un'altra cosa vorrei farti notare, che contribuisce al piacere di guida e alla dinamica del veicolo, è la ricerca aerodinamica. Noi su questa macchina abbiamo enfatizzato la ricerca aerodinamica andando a cercare, come sulle Formula 1, la microaerodinamica, i micro dettagli. Questi sono i cosiddetti flick in gergo aerodinamici che servono ad aumentare il carico sul muso, uno slot, una fessura che serve a pettinare l'aria farla scorrere esatto. Per arrivare al posteriore, dove abbiamo rifatto il diffusore posteriore in carbonio e l'ala posteriore. Come vedi, l'ala posteriore in questo momento è regolato per le caratteristiche della pista nella posizione di, lo chiamiamo high drag, col massimo carico, perché sia l'ala posteriore sia lo splitter anteriore sono, per l'utilizzo pista, regolabili in modo tale da equilibrare il carico aerodinamico in funzione della pista o delle caratteristiche di guida del pilota. Ecco, dai vostri rilevamenti, la quadrifoglio, che era la Giulia più veloce e sportiva, che distacco prende dalla GT-AM? Cioè la GT-AM che vantaggio ha sulla quadrifoglio in termini di secondi sul giro su questo circuito di Balocco? Balocco? A Balocco abbiamo ridotto il lap time di circa 4 secondi.